in cerca dell'anima gemella. Buonasera. Buonanotte. Allora, signora Leonarda, giusto? 72 anni. Lei è originaria di Trapani. Sì. Quanto tempo è che lei è single? O per lo più vedova, giusto? Perché lei... Quando avevo il segno vedovo a 12 anni. 12 anni, quindi lei ha 12 anni praticamente che non ha nessun uomo. Sì. È stata sempre da sola, in solitudine. Sì. E ora le è annoiato stare in solitudine e va cercando giustamente un uomo, Un compagno. un compagno che le faccia compagnia per il resto della Esatto. sua vita. Un bastone di pisciare sopra. Certo. Vabbè, ascolti, a che genere di uomo ci dobbiamo rivolgere noi? Cioè, partiamo dall'età. Lei ha 72 anni, giusto? Un 75 anni magari. 75 anni. Sì. Per arrivare a un massimo di... Magari 76, 77. Facciamo 80, rotondiamo, perché ci sono anche... E c'è pure poi... Vabbè, ma noi lo dobbiamo... combatto con una calannà. Lo so, però, cioè, noi se lo dobbiamo cercare in una maniera tale che anche Sì, a 80 anni sia bello verde. Bello teso e c'ha la macchina. Esatto, deve guidare, Sì. deve essere bello vispo, Esatto. lo vuole bello vivo. Sì, vivace, sì, vivace. Perfetto. Perché io sono Allora- bello vivaci. Certo, no, mi sembra giusto. E l'età di partenza abbiamo detto? Lei ha 72, partiamo dai 70? Facciamo dai 70 agli 80? No, 80 io no. No? Dico, partiamo dai 70 fino agli 80? Perché chi qua 80 Certo, logico. Va bene. E quest'uomo lo vuole di Trapani oppure va bene anche delle zone vicine, tipo Marsala, tipo... Che Massala, Pagliere Paceca, Campagna, Marausa, io ci vado a peso. Esatto, non ha importanza, cioè, l'importante è che lui praticamente si possa spostare alla macchina. Esatto, certo. Ma sono vite riscorose. Ci parli un po' di lei, signora Leonarda? Cioè, che tipo lei è di donna? Il suo carattere, non so, che cosa le piace fare nella vita? In compagnia magari per avere un solo studine è brutto. Certo, la Che solitudine è brutto. Magari Comunque io vedo che lei a 72 anni si mantiene abbastanza bene. Bene, certo. Si trucca, si Certo, mantiene bene. certo. Beh, complimenti. E così a trovare pure io che si trucca. Certo. Cioè, logico, l'aspetto fisico prima di tutto, giusto? Esatto. Lei è abbastanza energica come... Certo, sì. Le piace andare a ballare? Chi mi ci vota? Io vai, come mi ci vota niente da fare. Certo, Ma va a anche dire il che vuole ristorantino, non so. ma va a dire che vuole misa pezzina. Certo. Vabbè, signor Leonarda, parliamo ora sempre di quest'uomo. Esatto, se uno logicamente a quest'età giustamente non è che si può pretendere, se ha dei figli logicamente l'accetta lo stesso, esatto. Certo, i miei figli dicono ma che tu trovi un compagno per avere una compagnia. Certo. Quindi i figli sono d'accordo. Sì. Perfetto, l'importante è questo. Per cui, amici telespettatori che state guardando la signora Leonarda, 72 anni di Trapani, la signora Leonarda è qui, si vuole sistemare, va cercando un uomo che parta dai 70 e arrivi massimo a 80 anni, che sia un uomo giustamente bello vivace, perché la signora Leonarda è una donna viva, è una donna che ancora la vita se la vuole godere, Sì, dico sì, bene, signora sì. Leonarda? Per cui va cercando la persona insomma che Sì. insomma, le faccia... Sono una femmina schizzosa, una femmina di casa, un uomo bello serio che vorresti stare con me, Certo. non voglio fare un ricottario. Certo, no, queste cose, anche perché... Bella poi- casuzza ce l'hai, bella amata. L'onestà prima di tutto, Ecco. si deve comportare bene e le deve Esatto. essere fedele, giusto? Esatto, sì. Allora, in questo momento ci sono quei corteggiatori dai 70 agli 80 anni che la stanno guardando e stanno decidendo se chiamarla oppure no. Vuole dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Rivolgendosi a loro, va. Deve parlare. Sì, qualsiasi cosa. Va bene. In questo momento ci sono gli uomini che la stanno guardando. Lei, rivolgendosi alla telecamera, deve dare loro un messaggio. Per loro praticamente... E che cosa c'ha a dire ora? Darci un quello che si sente, non lo so, chiamatemi, aspetto le vostre chiamate. Ah, sì, vabbè. Lo dica. Dica, cerco il compagno, aspetto la sua chiamata. Perfetto, era anche questo un bel messaggio, complimenti signora Leonarda, amici telespettatori, amici maschietti soprattutto dai 70 agli 80 anni, la signora Leonarda è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Va bene. la signora Leonarda. Ciao, chiamatela Oh yeah!